Giuseppe Cioffi sosteneva di avere dei poteri da medium e previde addirittura una malattia che avrebbe colpito un suo nipote. Per fortuna questa malattia poi andò a buon fine, perché in base alle sue previsioni lo fece curare e il ragazzo guarì completamente. In effetti qualche potere lo avrà anche avuto. Infatti durante la guerra, pensate, questa è una cosa molto importante, che ci conferma la sua dote. Dunque, durante la guerra, mentre lui viaggiava in treno, ebbe una previsione cattiva e decise di scendere da quel treno. Più avanti scese ancora da quel treno e ne prese un altro. Poi ridiscese ancora dal treno e prese il terzo treno. E ridiscese anche dal terzo treno. Ebbe la notizia dopo un poco che tutti e tre i treni furono bombardati. Quindi lui ebbe questa previsione e grazie a Dio lui lì si salvò. Adesso passiamo ad un'altra canzone molto drammatica. È bello ascoltare le canzoni allegre, le canzoni comiche, però c'è anche quella drammatica che fa, come si suol dire, fa rabbrividire chi l'ascolta. Però è sempre bello ascoltarla perché i nostri artisti sono, oltre a cantanti, ma anche dei bravi interpreti delle canzoni napoletane. L'argomento è bruttino. Una mamma morente ed un figlio purtroppo detenuto. La mamma invoca affinché il figlio potesse andare a riabbracciarla perché stava agli ultimi momenti. Sicché il figlio chiede un permesso ai suoi, tra virgolette, carcerieri, al direttore del carcere, per avere questo permesso per andare a vedere la mamma soltanto un minuto. Ahimè, questo permesso pare che non gli fu concesso. Carcerato, anno 1949, autori, perché sono in due, padre e figlio, Luigi e Giuseppe Cioffi, canta un altro bellino della trasmissione. Lui ci dice affascinante, ma giudicatelo anche voi, se è più affascinante o più bravo a cantare. Maurizio! Eccolo qua. Per saprire libertà e mamma malata mamma chiama e mi aspetta e che sto carcerata non la posso sto carcerata e mamma muore. Voglio morire, prima stasera. Oi carceriere mia, oi carceriere. Mamma la carità, fammi avvasare, mamma. Io non so delinquente, ma l'onore non m'hanno toccato. Mamma mia non mi sente, ma capisce perché sto in peccato.
notte notte ma sonno e la cena che perdona sto pregando a Madonna che fornisce io sono carcerato e mamma muore. Voglio morire pure io, voglio morire pure io, per me stasera. Fammi avvasare, mamma, io sto in carcerata.